Chiastros Live Show, e siamo tornati nuovamente in onda sui 90.0 di Radio Onde Furlane, anche in diretta video su Facebook alla pagina dei Chiastrons, e siamo qua con il nostro carissimo e pregiatissimo assessore Abele Pelvio. Buonasera assessore. Buonasera. So che fra poco abbiamo anche dei personaggini che chiameranno il telefono per parlare con il nostro personaggione ospite. Ovviamente. Ebbene sì. Allora, signore e signori che ci state ascoltando dalle vostre auto, dalle vostre case, dalle vostre officine, tante persone ci scrivono, ci hanno scritto in queste giornate perché hanno dei problemi. Voi come sapete, i problemi che attanagliano l'umanità al giorno d'oggi sono tanti, principalmente sono tre. Sono le guerre, perché come sappiamo siamo sul rischio delle guerre, la Corea, la Siria. Poi c'è l'inquinamento estremo, no? I ghiacci, le carestie, l'ecosistema. E infine il fatto di non sentirsi a proprio agio col proprio corpo, signori. Questo è il terzo grande dilemma dell'umanità. Per fortuna non ci riguarda. Ed è qui, assessore, che ovviamente noi andiamo ad indagare col problema più grosso tra questi tre. Siccome molte persone vorrebbero iscriversi in una palestra. Ma perché deve ripetere? Mica un rap questo. Sento cosa ti sta per uscire. Palestra. Ma non... Eccolo qua, già l'ospite che interviene. Non essendoci mai andate, temono di comportarsi in maniera un po' inadeguata, no? Allora abbiamo qui un nostro ospite, lui è un po' un culturista, no? Un cultore. Lei è un culturista? Un cultore del culturismo. Oh, allora lei è un palestrato. Possiamo dire che lei è un palestrato. Totalmente palestrato. Io non ho un muscolo fuori posto. Eccolo qua, signori e signori, ve lo presento. Lui è il signor Mezzofegato. Claudio Mezzofegato. Claudio Mezzofegato. Da dove è lei? Da dove arriva? Beh, io arrivo da Lubiana. Lubiana, importante anche, Sì, quindi. capitale. Capitale, quindi importante. Allora, prego, qualsiasi la domanda sia stata, la fate a me. Ecco, lei è qui perché la gente può telefonare e può parlare con lei, no? Sì, di cose di palestra ne so più che un'enciclopedia. Allora, abbiamo una prima telefonata. No, prima io voglio dire che devo fare un prologo. Facciamo perché un non è che prologo, può chiamare la gente e non sa cosa chiedermi. O chiama, mi chiede consigli su... Allora, ho un prologo. Se uno vuole iniziare a fare un percorso spirituale in palestra, deve prendere tre provvedimenti verso se stesso. Allora, provvedimento 1. Se uno vuole entrare in palestra deve avere un vestiario adeguato. Cosa fa Rutta al microfono? Scusate, ho tirato il deltoide e mi ha quasi strozzato. Allora, devi arrivare vestito in spogliatoio, in giacca e cravatta. Così uno si crea delle aspettative. Sarà un banchiere, sarà uno che lavora in ufficio. Anche se sei un disoccupato, fai sempre bella figura, anche perché chi fa muscoli come me deve essere per forza disoccupato. Seconda cosa, borsa a tracolla dell'Errea piena zeppa per far vedere che tu hai del materiale. Addirittura te lo danno anche incomodato per far vedere che hai cose. Ma chi? Dopo inizi a vestirti, prima cosa sei totalmente nudo e devi metterti i tubolari della K fino al ginocchio. Bisogna, un dovere. Pantaloni da ciclista con la scritta sul culo Mapei. Ok? Sì. E la canotta, Sì. giallo fosforescente con una scritta verde fosforescente, la scritta Strongman. Di quelle che ti si vedono i capezzoli appena tiri i pettorali, ok? Per la scolatura. Ok. Poi, Qualcos'altro? fascetta da capelli, quella tipica da Maldini Italia 90, che anche puoi metterla anche se sei calvo. E scotch all'orecchino anche se non hai lo scotch. Ultima cosa, la più importante, devi imbrattarti i polpacci di liquido riscaldante. Quella pasta che si mette sui polpacci. La pomata, molto bene. Seconda cosa, cosa mangiare prima degli allenamenti? Importante. Fate attenzione. Ascoltatori. 1. 4 banane.
Prima degli allenamenti 4 Un minuto prima 4 banane in un colpo solo. con la buccia. Dopo 10 pastiglie di aminoacidi e soprattutto una gomma Vigorson per far vedere che hai la muscolatura anche nella mandibola. Solo Virgosol può essere. Sì, e guai a chi viene col tic tac. Il tic-tac. Vietati. Terza, la regola: no pain, no gain. No pain. Ripeta. No pain, no gain. E anche voi da qua. Ecco, un giusto applauso registrato. Lo per fanno lei. sempre ogni volta che entro in palestra. Allora abbiamo mi fanno segno che abbiamo un ospite. Abbiamo cos'è, una chiamata? Abbiamo una persona, non capisco, abbiamo una persona fuori dallo studio. Cosa abbiamo? Abbiamo una telefonata. Pronto? Chi parla? Pronto? 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 Allora, con chi siamo in collegamento? Buonasera, sono io. Io chi? Sono Claudio Encefalo. Claudio? È Encefalo. Anche, ok, da dove chiama, signore? Sono dalla palestra dei Boy Gorda Mascle. Ok, Ecco, poi... volevo un suggerimento sull'atteggiamento migliore da avere quando sono all'interno della mia sala macchine. Grazie. Oh, bene, bene. Lui vuole sapere l'atteggiamento che uno deve tenere all'interno, giustamente, della propria palestra. Allora, Ecco. tu non devi avere paura. Intanto devi avere sempre un atteggiamento, insomma, devi fare il grosso, ok? Lo so che è brutto da dire. Come si fa il grosso in palestra? Allora, per prima cosa, già quando sali le scale, petto in fuori, respiro, apnea per 5 minuti di apnea, pancia in dentro e glutei talmente stretti che non ti passa neanche una spilla da balia. Ok? Dopo cammini con le gambe larghe come se avessi una palla medica in mezzo alle gambe, Sì. e muovi le braccia come se fossi a fare una gara di canoa in Inghilterra, va bene? Quindi ti muovi che sei tutto ondeggiante, va bene? Ok. Dopo, se sei un vero bodybuilder, caro Encefalo, devi sputare palle di aminoacidi. Come palle? Nel senso che noi bodybuilder non mangiamo, noi digeriamo tutto nel cavo orale e sputiamo. Noi non facciamo le feci, noi digeriamo Assorbite tutto. l'energia. Assorbiamo solo proteine e aminoacidi, il resto lo sputiamo tutto fuori. Anche le vitamine. Sono 4 anni che non metto in funzione l'intestino. Ormai sei cristallizzato, come fosse un... Infine, Ah. arrivi lì delle sale macchine, scrolli la testa e molli un urlo. Si può mollare un urlo in radio? Un urlo a bassa voce, però. Ok. Un urlo basso. Questo è un urlo. Come un cane, devi essere Ok. un cane. Va bene? Come un cane. Ultima, ti direi anche come uscire dalla sala macchina, ma si sa, un bodybuilder non esce mai dalla sala macchine. Oh, questa, signori, è saggezza vera da palestra. So che abbiamo un'altra chiamata, ce l'abbiamo? Ebbene sì, ce l'abbiamo, per fortuna. Pronto? 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 Allora, chi Sì, parla? buonasera, sono Eliano Tigre. Non capisco bene. Sono Eliano Tigre. Eliano Tigre, da dove ci chiama? Chiamo dalla palestra Robocop di Lusevera. Lusevera, no Lusevera. Buon accento, cosa vuoi che sia Lusevera, dai? Ok, allora, lei ha una domanda da fare? Sì, premetto che non faccio mai la doccia in palestra per evitare le verruche. O verruche, visto che fa difficile. Giusto, caro. Allora, sudato, salgo sulla mia Mercedes classe. Ehi! Sì, Per essere precisi. tipica, bravo. Ma, Andiamo. ma avendo la schiena sudata devo fare in modo da non entrare in contatto con lo schienale delle sedie, ok? Del sedile della macchina. sì, dei Sedie, mezzi che anche sedile, tipico. capiscimi, no? Tipico. Come faccio a guidare? Beh, allora, signor Tigre, intanto già il fatto che hai un sedile in macchina vuol dire che non fai abbastanza squat. Che risposta Io è? in macchina non ho il sedile. Sto seduto io sto sui talloni in equilibrio, No. ok? E mi tengo in equilibrio sul volante, che l'ho già fracassato 2 volte, ma non è che l'ho estratto di forza dal cruscotto, l'ho strappato in 2 dalla forza. Ah, perché non serve per fare peso, solo per avere Ho delle l'equilibrio. gambe gambe talmente grosse che se tiro il muscolo a destra cambio marcia. Ok, e questo quindi è il consiglio che possiamo dare a Eliano Tigre? Sì, assolutamente. Caro Eliano, vieni capito? nella palestra e grazie. Sì, grazie mille. Arrivederci. Cercherò di far così anch'io. Ecco, tolga il sedile della macchina. Buonanotte. Buonasera, insomma, che adesso siamo ancora presto. Grazie mille ai nostri ascoltatori, grazie al nostro, Grazie. al nostro Claudio. A tra poco, Chiastrons Live Show.